E torniamo a parlare dello scandalo sulle tangenti in corsia a Padova. È attesa per oggi la decisione del Comitato dei Garanti dell'azienda ospedaliera che indicherà le sanzioni per i due indagati, il professor Pietro Litta e la dottoressa Alessandra Andrisani. Il rettore dell'Ateneo Patavino, Rosario Rizzuto, intanto ha rimarcato che si tratta di due reati gravi ma da distinguere perché con valore molto diverso. E intanto l'inchiesta si allarga perché sono in arrivo altre denunce. Sentiamo Giorgio Bonomi. Sono due casi sicuramente da distinguere, neanche sull'evasione fiscale, l'altro è invece un caso sicuramente molto più grave. Insomma, quello che noi riusciamo a immaginare, che è stato commentato anche dalle autorità, è che lì si tratti di una lesione grave dei diritti della collettività. Due reati gravi, ma con valore diverso. Nell'inchiesta sulle mazzette all'ospedale di Padova, il rettore Rizzuto è d'accordo nel distinguere tra le posizioni dei due indagati. Da una parte l'accusato principale, il professor Pietro Litta, responsabile del centro di endoscopia della clinica ostetrica, dove avrebbe chiesto ai pazienti soldi per saltare le liste di attesa. Dall'altro la collega Alessandra Andrisani, da un mese alla guida del centro di procreazione assistita, che secondo la procura avrebbe proposto ai pazienti prezzi scontati per le visite private senza fattura. Oggi si attende la decisione del Comitato dei Garanti, che discuterà le sanzioni da applicare. Per Litta non è escluso il licenziamento in considerazione del danno arrecato all'immagine dell'Ateneo. Quando succede un fatto che li tocca, noi sentiamo il dovere di agire per difendere i nostri valori. E con i nostri valori noi difendiamo anche l'immagine di questo università. Ma intanto l'inchiesta si allarga, la Guardia di Finanza è sulle tracce di altri 20 docenti del BO per verificare se siano stati compiuti degli illeciti nella gestione degli incarichi esterni. E sono in arrivo altre denunce. Per questo le associazioni dei consumatori e il Tribunale del Malato parlano di un malaffare diffuso, spesso tollerato dagli stessi pazienti. Comprendiamo la difficoltà, il timore che c'è nelle persone di denunciare queste simili condotte. Che cosa consiglia l'associazione dei consumatori in questo caso? Quella di denunciare simili condotte.